ancora qui da queste parti, aspettiamo sempre che Ce l'abbiamo quasi fatta, foraggi. Angelo. No, è un peccato, fine. un peccato. Perché- Partenza in salita, micidiale, 50 secondi 2 gol. Un Ale che sembrava rimbambito sul momento, ha preso 2 bastonate, sembrava KO. E invece piano piano, e per fortuna, ha fatto vedere che ha le qualità e la possibilità di rimediare. Sul 4-0 sembrava finita la partita e invece ce n'è. Si vede che anche il nuovo allenatore McKenna sta lavorando bene. Abbiamo visto alcune cose molto positive secondo me. Con il Brunico, a cui facciamo i complimenti, evidentemente coach Miles sta lavorando bene, è già il secondo anno che è sulla panchina, ha tenuto duro su alcuni stranieri, gli italiani è un buon gruppo, ha lavorato bene e si vede. La preoccupazione mia, se fossi un tifoso del Brunico, è che alti così è difficile che tengano fino alla fine del campionato. Avrà studiato qualcosa per rallentare in futuro. Adesso i punti il FIE non ha messo in cascina e Spostiamoci credo. più verso la luce qua. Qua sotto. Così? Sì. Sì, dicevo che il FIE non ha messo in cascina e credo che adesso daranno una rallentata che è ovvia. L'Ale secondo me può solo crescere. Abbiamo visto alcune cose positive, ripeto, bisogna essere ottimisti e del resto la squadra è questo, adesso questo è l'allenatore, le cose sono chiare, alibi non ce ne sono più, bisogna solo lavorare e credo che la strada imboccata sia quella giusta. I playoff decideranno chi arriva nei primi 4 e chi arriva nei primi 2, perciò tempo ce n'è. Bisogna far punti, ma col Brunico credo che punti quest'anno tanti hanno provato, ma pochi sono riusciti. Cosa pensi? Potremo, forse se li incontreremo ai playoff, dire un'altra partita sicuramente per i playoff, naturalmente sono a alto livello tecnico-tattico e sicuramente un saluto a Steve che ha tutta la baracca in mano, adesso qualcosa si vede, abbiamo vinto un tempo 2-1, questo mi pare 1-0, ma insomma diciamo che qualcosa, un po' di luce si vede. Un po' di luce si vede, ha ragione Nicole. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Mike Kelly, la partita l'ha vista bene questa sera, che allega hai visto Mike? Ma dopo i primi 10 minuti ho pensato noi abbiamo giocato bene, ho pensato Steve ha preparato la squadra molto bene e quando noi abbiamo giocato con il suo sistema io ho visto un buon partito e una squadra in forma. Per non so cosa motivo noi abbiamo cominciato male, forse troppo stress, troppo pressione e perso po' concentrazione il primo minuto e loro hanno segnato 2 gol e dopo quello è un po' difficile, ma è stato positivo nel senso dopo la partita è stato 4-0, noi abbiamo segnato 3 gol e forse con altri 2 minuti nella partita noi abbiamo fatto un'altra, così dobbiamo andare avanti contro una squadra Valpellice più pericolosa secondo me di Brunico e forse un po' meno forte in difesa, ma è importante noi facciamo buone preparazioni per la partita giovani. Ho visto 2 giocatori che a tratti sono sembrati imbarazzanti, cioè hanno imbarazzato Bowman e Lutz. Bowman ha regalato anche un paio di gol e ho visto molti giocatori che stanno giocando per conto loro che non hanno capito bene che cos'è la squadra. Ma quarto o terzo, quando Bowman è andato su ginocchio, quello succede, ok, è andato in mezzo sulle gambe, ma io ho parlato con David Bowman dopo la partita e lui è molto deluso con suo gioco questa sera, ok, ma succede, ok, io ho fiducia in lui e loro vincono come una squadra, perdono come una squadra e David Bowman forse quest'anno, forse il nostro migliore terzino durante 26 partite, ma anche lui ha giocato 3 o 4 un po' male. Troppi giocatori che giocano da soli, Mike? No,
difficile dire dopo una partita con Steve indietro la panchina, perché lui chiedono loro giocare in un modo un po' diverso e loro hanno bisogno in altre 3-4 partite, ok? Non giusto essere troppo criticare, ok? Critico di uno o due giocatori. Io credo tutti provato 100%, Steve usato Bandre e Alberto in più in penalty killing questa sera, credo quello è positivo, che più responsabilità per altri giocatori e un po' meno per altri. Dobbiamo vedere, ok? Sicuro il primo minuto è stato un disastro, ma l'ultimo 59 minuti è stato abbastanza positivo e ancora bisogna un po' pazienza con Steve indietro la panchina e per i giocatori capire il suo sistema e così. Grazie. Prego. Nicola Fontanile, peccato per quei 2 gol in 50 secondi che hanno modificato l'andamento della partita. Sì, certamente. Direi i 3 gol nei primi, mi sembra 6 minuti. 59, sì. Ecco. Da come lo vedevo io pensavo che all'inizio saremmo stati noi a entrare molto più convinti, nel senso che abbiamo fatto dei buonissimi allenamenti gli ultimi 2 o 3 giorni, non abbiamo giocato 2, eravamo molto carichi, forse troppo, e abbiamo pagato. Il primo gol l'ho sbagliato io, ho perso l'uomo, il secondo gol ho sbagliato qualcun altro. Come ho detto ieri, se giochiamo il nostro 100% ce la possiamo giocare contro tutti. Questa è la migliore squadra, per 2 tempi sono stati, secondo me, messi sotto da noi, per 2 tempi. E non voglio sentire che loro hanno smesso di giocare, perché secondo me già dopo aver fatto il 3-0 hanno visto che andavamo, anche secondo me i secondi 10 minuti del primo tempo siamo stati superiori a loro o almeno alla pari. Grazie Nick. Grazie. Steve, 4-3, it's too bad. Yeah, you know, it was a real bad start. We weren't ready to go off the drop of the puck. They came out hard, and it took us about 10 minutes to wake up. And the last 40-45 minutes, we played better hockey, and we played better, and we earned a couple goals. Yes. But unfortunately, we gave them too much of a lead to start. And I mean, they're a pretty offensive team. They're in first place by a lot of points, and it shows out there how they play. But we tried to keep it tight, and the second half of the game we did that. And now we are going to Valpellice, the next game. Yep. Do you know Valpellice? I know it's far away. It's far away. Yeah, but I know they're close in the standings, and it's going to be a good game. They're another offensive team that likes to very offensive. Yeah, that likes to open it up and take chances. So we have to play smart defensively and capitalize on our chances. We have chances to score. We have to just focus and bear down and put the puck in the net. Thank you, Steve. No more.